il programma della domenica, ma intanto occhio a questo calcio di punizione con la palla che sorvola la traversa. Montalbano passa al centro, ancora Mistretta, prova a liberarsi, ingresso in area, sempre Mistretta, la virata, Mistretta, in mezzo Mistretta, diventa un tiro, sul quale arriva la parata di Curcuruto in calcio d'angolo. Poi il tentativo ancora di corsa che non funziona per Montalto, l'attenzione alla ripartenza, Camilleri corre, in mezzo c'è un compagno, e la conclusione vincente da parte di La Rocca, 1-0, contropiede da manuale della San Cataldese, che allo scadere del 22esimo minuto trova il gol del vantaggio qui al velodromo. Soprattutto per quanto riguarda la questione del controvento, può agevolare, ma qui attenzione, che errore Curcuruto, e arriva il 2-0 firmato da Napoli. Qui un erroraccio da parte di Curcuruto che spiana la strada a Napoli. 0-2 San Cataldese. La corsa di Gargano, area di rigore, Gargano incrocia, diventa un assist, la palla messa fuori non in maniera definitiva, allora Montalto propone quest'altra palla messa in mezzo e arriva anche in questo caso un autogol. Questa volta l'Athletic ne usufruisce dopo l'erroraccio di prima di Curcuruto, che autogol non è stato, ma che sicuramente è stato un errore madornale. Ripaga con la stessa moneta la San Cataldese, accorcia le distanze alla squadra di casa. La battuta di Pizzoli verso l'area, colpo di testa all'indietro, poi palla che rimane buona, l'aveva calciata anche bene Gargano, ma era di Montalbano che può tornare a sgroppare. Mistretta, posizione giudicata regolare, Mistretta, a tu per tu con Curcuruto, lo salta Mistretta, non riesce a trovare la porta, non riesce a riportare i suoi a +2, il capitano della San Cataldese. E colpo di testa a mettere fuori, poi conclusione Mancina, e il miracolo di Mangione ancora sul tentativo in volée da parte di Gargano. Montalbano con il cross, pallone che spiove in area, La Rocca prova a riconquistarla, poi sinistro, e 3-1 San Cataldese, ancora Napoli sotto misura, un falco sotto porta, battuto ancora Curcuruto, tornano 2 i gol di vantaggio della San Cataldese. Per l'Athletic di provare a riprendere la partita, sembrava riuscirci, ma poi Napoli ha rimesso la sua firma. Qui intanto conclusione di Favaloro che spiove, pericolosa. Mistretta, serie di finte, poi se ne va sul fondo, ancora Mistretta, mette in mezzo il pallone, colpo di testa! E cala il poker la San Cataldese, ancora Napoli, ancora lesto, sotto porta, a battere ancora Curcuruto, e 1-4 e Napoli porta a casa il pallone. Favaloro cerca la palla in verticale, Martino in posizione regolare, Martino a tu per tu con Mangione, Martino! Segna Martino e il gol del 2-4, vanno subito a prendere il pallone quelli dell'Athletic, perché hanno 18 minuti più recupero per provare a riaprirla ancora. Montalbano con Mistretta che adesso fronteggia, si ripropone Montalbano, Mistretta va da solo, Mistretta, la parata in 2 tempi da parte di Curcuruto. Camilleri per vie centrali, Mistretta qui ancora una volta perde il tempo di gioco, poi va col sinistro, il miracolo di Curcuruto sulla traversa e poi riesce a liberare la difesa dell'Athletic. Con la corsa tocca a Mistretta che vede arrivare Montalbano e allunga il piede, lo serve. Montalbano, ingresso in area, guarda la porta, la cerca, non la trova. Si continua a giocare, 5 maglie della San Cataldese lì in avanti, una di queste è quella di Mistretta che può scappare verso l'area. Mistretta con i compagni al centro, allora Mistretta invece va da solo, viene fermato e poi blocca in 2 tempi Adragna, ma qui Mistretta se n'è mangiato un altro.